Questa domanda forse può essere rivolta anche al Presidente Pisanu. Io prima naturalmente gliela giro e vorrei anche sapere da lui come vede, attualmente quali sono i sentimenti prevalenti nel centrodestra italiano. Però vorrei chiederle anche un'altra cosa. Nel momento in cui lui ha risposto alla mia domanda precedente e ha detto sostanzialmente di essere contrario alle elezioni anticipate perché pensa che questa legislatura può avere un esito diverso e quindi può avere un anno e mezzo di riscatto, io ho colto nelle sue parole l'idea di una riforma del sistema politico. Lui è come se avesse risposto, adesso lei dirà che non è vero, come se lei mi avesse risposto: dateci il tempo per ridare al sistema politico italiano un assetto diverso da quello attuale. Noi ci troviamo in una situazione in cui i partiti, al termine di questa seconda Repubblica, che io personalmente penso finirà con Berlusconi e credo che penso che sia arrivata praticamente al fallimento, ha portato, non ci sono più i partiti. L'unico che resiste e si chiama partito è il Partito Democratico, però sarebbe ingiusto, non sarebbe serio se noi non dicessimo che la sua rete di struttura, di solidarietà umana e funzionale, politica, democratica si è abbastanza affievolita in questi, ha dei problemi, ha maturato dei problemi e quindi noi ci troviamo in un sistema in cui ci sono dei leader e dei movimenti piuttosto liquidi che si compongono e si scompongono attorno a questo bipolarismo italiano. Ecco, lei che cosa immagina? Lei è un cattolico democratico, che cosa immagina? Recentemente l'ho sentita parlare di la possibilità che possa rinascere una forza di ispirazione cristiana o prevalentemente di ispirazione cristiana in un'area moderata. Ecco, non crede che la realtà italiana ormai, anche per i credenti, il pluralismo delle opzioni politiche sia un dato strutturale e che la presenza dei cattolici, ad esempio nel PD, sia un dato ineliminabile, un po' originale della sinistra italiana o del centro-sinistra italiana, ma comunque ineliminabile, e che probabilmente l'idea anche dopo Berlusconi, di modificare l'assetto dei due principali partiti, il centrodestra italiano, che ormai si è spostato molto più a destra di quanto era l'asse della Democrazia Cristiana per 40 anni, sia non riformabile. Sì, lei ha colto nel segno. Io spero che si possa andare con un governo di unità nazionale alla scadenza naturale della legislatura, anche perché sono persuaso che si possa approfittare di questo spazio di tempo per riorganizzare, scomporre e ricomporre il sistema politico italiano, cominciando dalla destrutturazione di questo bipolarismo selvaggio, in virtù del quale oggi in politica tutti i torti o tutte le ragioni o stanno di qua o stanno di là, o stanno con noi o contro di noi, o addirittura o stanno con me o contro di me. È una situazione assolutamente intollerabile. In questi anni la vita politica italiana è stata dominata dalla radicalizzazione delle posizioni estreme, più precisamente dal ricatto degli alleati minori sugli alleati maggiori. L'agenda politica italiana l'hanno dettata da un lato Di Pietro e dall'altro lato l'ha dettata la Lega secessionista di Bossi. È un travisamento della volontà degli italiani, i cui orientamenti, almeno in linea di massima,
ci sono nodi. Ma questo ha portato anche ad alterazioni più profonde. Io non vorrei adesso entrare nel discorso sui cattolici, lo dico soltanto brevemente. Io osservo che l'esperienza dell'unità politica dei cattolici incarnata dalla Democrazia Cristiana è un'esperienza storicamente conclusa e non più ripetibile. Riconosco anche che la diaspora dei cattolici è egualmente fallita. Penso che oggi nulla impedisca che non tutti i cattolici, ma una parte importante, molti cattolici, possano trovarsi insieme ad altri non cattolici per dar vita ad un partito moderno liberal democratico. E sono tentato di non pronunziare, anzi, né la parola cattolici né la parola laici, che credo che siano due parole mezzo morte. Semmai farei al massimo distinzioni tra credenti e non credenti. Ma chiusa questa parentesi, io credo che la prima cosa da fare sia destrutturare questo bipolarismo politico e sperimentare, far rinascere nel fuoco del contrasto alla crisi economica e alla crisi generale, far emergere energie nuove e vedere che cosa si può mettere insieme in maniera inedita ma rispondente allo spirito dei tempi. Io non ho mica nessuna difficoltà a dire che mi trovo più facilmente d'accordo con Luigi Zanda che con molti miei amici di partito. Non ho mica difficoltà. Quando lo dico non faccio altro che dare espressione ad una situazione che riguarda decine, centinaia di parlamentari. Segno evidente che le ripartizioni attuali non corrispondono alla realtà. Purtroppo questa divisione artificiosa è determinata anche da una legge elettorale infame che, per esempio, ha cancellato dal nostro Parlamento forze che nella società italiana esistono. Pensate al fatto che Rifondazione Comunista o la ex Rifondazione Comunista non ha un rappresentante in Parlamento, mentre oggi avrebbe nel Paese un 8-10% di voti, probabilmente. Allora, lì bisogna fare una legge elettorale che si consenta la governabilità, cioè la formazione di maggioranze stabili e durature, ma rispetti anche e valorizzi il pluralismo politico reale che c'è nella società italiana. La legge elettorale da sola non basta se non c'è, ma adesso non allungo più il brodo, se non c'è però un cambiamento politico in profondità. Noi abbiamo dinanzi tempi nuovi, il processo di globalizzazione che avanza ponendo questioni in termini inediti alle quali dobbiamo cercare di dare risposte, e contemporaneamente ci troviamo imprigionati nello schema ottocentesco di destra e sinistra. La globalizzazione non è un'ideologia, è un gigantesco evento storico. Le migrazioni e il diritto d'asilo cosa sono? Di destra o di sinistra? Il diritto soggettivo della natura ad essere tutelata è di destra o di sinistra? La ridistribuzione planetaria del lavoro è di destra o di sinistra? Gli equilibri che bisogna ristabilire tra creditori e debitori sovrani è di destra o di sinistra? Non è invece il caso che la novità di questi fatti ci induca a riflettere che è arrivato il momento di andare oltre queste parole, che sempre
meno sono in grado di rispondere ai problemi che abbiamo davanti. Allora, perché penso che ci sia bisogno di una tregua? Per fronteggiare la crisi economica e sociale, per darci una legge elettorale dignitosa, per affrontare a viso aperto i problemi che abbiamo davanti, mettendo insieme le persone in base alle idee che hanno e all'idea che si fanno del futuro del nostro Paese. Senatore.